e può partire. Tappate le orecchie ai bambini, la voce dello Starlight Express 3. Ci picchia, si è spento. Combo cupo allora dell'Iveco V8 e Vincenzo Chellini alla manetta. Luce verde per lui. Tutto pronto alla partenza, la luce verde, parte Mostar. È pesante la slitta, decisamente pesante. Arriva con la sua bella fumata nera, nera, nera. Pronto alla partenza, Cristian Bacchilega con suo brio, anche lui V8, 6 turbine però tutte in azione contemporaneamente. Gonfiamo bene il motore su e partiamo, andiamo Cristian, ecco il grip, qui c'è. Dai Cristian, su col muso, vai, bravissimo Cristian. Purtroppo, come vedete, ha toccato la riga bianca. Quando un mezzo tocca, non oltrepassa, ma tocca la riga bianca, poi il giudice di gara. Ancora rossa. Controllo a destra e a sinistra, verde, può partire quando vuole Luigino Muraro e Thor. Dove sono le turbine che fanno la loro parte, poca velocità, vediamo al momento in cui vedete il piatto che si abbassa, non mollare, su, fermo lì che fa il buco per le patate, buono. Thor è arrivato anche lui da Padova, la prima volta qui a Fiume Veneto, una pista. E solo ad attendere la bandiera verde di Gabriele. Eccola qui, Vincenzo Chellini e il suo Mostar. Ecco gonfiare le turbine, il cannone di fumo in aria, andiamo Vincenzo! Arriva in prossimità dei 90 metri, ma non ce la fa ad raggiungere il full pull. Molto molto vicini gli amici del team. La catena in tiro, la bandiera verde, può scatenare i suoi cavalli quando vuole, Nito Romano Bastoni. E l'Alison ha fischiato, Fiume Veneto, full pull, il primo full pull della serata. Alison Power, Starlight Express 3. Olio Stasera hai fuori. fatto un bel allenamento, È un podista in realtà. Bandiera verde, Vincenzo Chellini e il suo Gonfiamo il 480, eccolo! Oh, ecco le altre due arrivare. Full, Vincenzo Incallo Chellini, centro diesel, Lugo e Mostar. Tutto pronto per agganciare qua ai 100 metri la bandiera a scacchi del full pull e guadagnerai un posto in finale. Gonfiamo gli 8 cilindri a V italiani, piano piano.
Andiamo Christian! E anche il Brio, direi che in finale c'è con un full. Sempre aspettiamo il rilievo della telemetria, mi raccomando, a occhio mi sembra tale, full. Quindi se così fosse in finale abbiamo anche il Brio, aspettiamo il rilievo delle... Adesso a bandiera verde. Sulle turbine già lo vediamo alzare il muso e a portare avanti. È un po' meno di giri, un po' meno giri degli amici del team Bacchilega. Thor si ferma circa quota 70. Mancini è pronto a ricevere la bandiera verde, fa partire quando vuole. Peccato, è successo un problema al Sota Spirit. Problema che addirittura ha portato allo sganciamento della catena, poi il resto tutto a posto, un blower, una cinghia del blower è saltata, vediamo poi cosa succede al rientro ai box. I ragazzi si riescono a riparare la cinghia saltata e una gomma che si è ovviamente rovinata nell'atterraggio un po' violento della sparata che ha fatto il Sota Spirit. Un applauso intanto allo splendido team e al Sota Spirit, andava decisamente bene. Poi vediamo, prima di aprire le farfalle dei collettori di aspersione Big and Ugly, sì, sono detti questi tipi di collettori di aspersione come anni transfer. Luce verde, bandiera rossa, verde, può partire quando vuole. In slitta, pista libera, luce verde in fondo alla pista e anche Gabriele. Bandiera verde, può partire Alfredo Saviola, Star. No, purtroppo ha chiuso la manetta. Una volta chiusa la manetta diventa difficile recuperare i cavalli che si sono inginocchiati. Abbiamo visto purtroppo, per controllare un attimo il traversata che dovrebbe probabilmente portato fuori pista, oltre che agire sui freni, perché quando le ruote sono per aria si guida con i freni direzionali, ahimè ha chiuso la manetta e purtroppo i motori si sono affogati in gergo e non sono più riusciti a prendere quella velocità che probabilmente le avrebbe portato al full perché andava forte. Intanto i ragazzi, Domenico, dalla mia parte hanno smontato una delle carene, delle pance laterali che copre uno degli Allison. Vediamo purtroppo piangere un po' di olio. Ma quello verde non è niente. che vediamo prima sembra un po' un ectoplasma. Ma poi andiamo a prendere informazioni da Manuel, lasciamo che le dichiarazioni del team
ordinano loro, quindi 87 e 66 i metri percorsi da... E può partire quando vuole il Coyote. No, peccato, andava sicuramente al full pull se non fosse uscito di più. La bandiera verde di Gabriele e adesso Matteo sui giri del Cuore Rosso. È arrivato Cuore Rosso! Balzelloni saltando un po' sull'anteriore, ma i giri c'erano. E il pubblico avrà notato che più le macchine dicevo, la gestione di questi motori è abbastanza complicata, un po' perché sono costruiti in una maniera completamente diversa dalle esperienze che abbiamo avuto con i motori, un po' anche per la gestione proprio dell'acceleratore, ossia hanno una combinata di aria e kerosene che va gestita non come gli altri, basta spingere tutto avanti, qua ci devo un attimo mollare, tirare per far andare a regime le tre turbine Idroton TV2. Questo non fa rumore, come potete sentire, sibila come un serpente arrabbiato. Gerhard Dogman è il team leader del No Limit Team, hanno 5 trattori da pooling, altri 2 sono rimasti a casa a correre in Olanda oggi in una gara di campionato olandese, lui è qua, per cui hanno uno dei team più grossi di Europa a livello di numero di macchine in campo. La prima volta arrivò Fezzolo di Russi con la Dian, non so se qualcuno di voi c'era, qualche anno fa aveva la Dian. Eri bravo, è sempre lui. Messa in giro della catena, attenzione che si decolla, accelera Gerhard Dogman. Alla manetta del gas Romano Bozzoni. È molto vicino, non dico niente per scaramanzia, veramente vicini a quella che è la soglia per essere promossi alla finale. Vediamo il rilievo della telemetria. Siamo deliziati anche da qualche linguetta di fuoco. Eccolo qua. Quando il motore va giù di giri, ancora pieno, basta scaldare e dovrebbe esaurrirsi. Quando l'ossigeno viene tolto si spegne da solo il fuoco
normale amministrazione, come avete visto. Questa è la maniera. Bravissimo Nitro Romano, ottima performance, a te la parola. Romano, com'è andata? Poteva andare meglio, dai. È vero, solo 17 centimetri, è un salto di formica, bravi gli amici di Parma. E che sentite intanto gli scevi di Odis del team splendido Soda Spirit che si sta scaldando, orocchi puntati sul Dark Star. Tutto è pronto, escono gli uomini da dietro il trattore, occhi puntati su quelli di Alfredo Mistero Nero Saviola e il suo Dark Star, bandiera verde, gonfia gli Allison, Dark Star. Pupo borbottio dal motore di destra, mi è sembrato di vedere, aspettiamo, e questa volta Alfredo ha chiuso per evitare ulteriori guai. Vediamo di capire cosa può essere successo. Intanto aspettiamo il rilievo della telemetria. Foriera di buone notizie, Cesare intanto che corre a bordo pista la sua bella tutinifuga, ora nelle mani del coyote di Emanuele Mazza, gonfia le turbine e ha la bandiera verde, può iniziare a correre il coyote. Problema alla trasmissione con buona probabilità. Wild Bull anche questa per Emanuele Mazza. Gli facciamo un applauso per il sangue freddo che ha avuto a tenere giù il coyote, perché non è facile tenere giù la manetta e rimanere tra i drinti il più possibile, ma poi è andata fuori pista anche stavolta la performance di Emanuele. Bandiera verde ad ascoltare e la voce di Cuore Rosso. Così Matteo Fanfoni, inverno passato anche per loro. Diceva Marco prima, no? Sono intervenuti sulla questione del rigore.
semplicità, la potenza è nulla senza il... Adesso l'unico difetto, se vogliamo chiamarlo così, è il problema che non rompano ma sibilano, per cui mi piace il rombo, la sinfonia di un motore, questi sono un po' particolari. Gerard Jonkman, l'aspirateur, va dall'Olanda a Fiume Veneto. La pista è uguale per tutti come la legge, purtroppo non è riuscito a ripetere la performance precedente. Avete visto come la macchina quando dopo la libero 35, se non vedo male, andiamo con la categoria madre del pooling, ovvero la Pro Stock. Dicevo categoria madre poiché il pooling è nato, come potete immaginare, dal gancio della Blue Shadow. Questo è il primo component Pro Stock che arriva in Italia, quindi tanta curiosità da parte degli appassionati per vedere questo tipo di macchina che ha impiegato circa 3 anni la sua costruzione, voluta in maniera meticolosa da parte della scuderia Piede Pesante. Avevano deciso che il debutto sarebbe stato fatto solo quando tutto sarebbe stato a posto, e così infatti è stato, senza fretta. Abbiamo già la luce verde in slitta, quindi mettiamo in tiro la catena dello Stars and Stripes. Per un romagnolo è difficile, vista la serie di S che ci sono, pronunciare bene Stars and Stripes. Bandiera verde, carichiamo il 6 cilindri New Holland, carichiamolo bene, ancora di più, su! È bello vederlo partire deciso, purtroppo un calo di giri repentino, ma la grinta di Mauro Pellegrino c'è, non manca. Battesimo di fuoco, applauso per Mauro Pellegrino e lo Stars and Stripes. Forse un po' troppa acqua nel sistema di iniezione, queste fumate così bianche potrebbero voler significare che Fiume Veneto, l'applauso per lo Stars and Stripes, scuderia Piede Pesante di Modena. Al sedile di guida Mauro Pellegrino, tutta da corsa in tinta con le livree del trattino, belle giganti, e stasera la voglia di scatenare il suo Scooby-Doo sulla pista di Fiume Veneto tanta. Gonfiamo bene il motore, su di giri, ancora Fafo, andiamo mica tanto, purtroppo caduta di giri repentina per Matteo Fanfo e il suo Scooby-Doo. Bandiera verde, cominciamo di nuovo la cerimonia di carico del motore New Holland Genesis. Eccolo qua il gonfiarsi in turbo e similare
scotta la macchina, no, partito manicotto turbo, no turbo, no parti, peccato per il Fanfo, speriamo che sia solo smaniccottato, non si sia rotto nulla. Il cuore italiano dell'850 Very Super, bandiera verde, iniziamo a gonfiare il turbo, sì, così, ai ai, questa si chiama valvola, il cicchi cicchi che si sente sotto potrebbe essere, performance potrebbe essere non delle migliori, sentite anche voi che non è chiaro, ratta il motore, e vai Gianluca, tiralo su quel muso, su, andiamo Gianluca, giù la manetta, giù. E che Very Super ragazzi, ha un pelo dal full pull, però l'ha messo giù a sedere dietro, probabilmente un po' troppo gasolio, non vi preoccupate, gasolio ecologico, vi fa bene. Bene, caricare il turbo, Orgoglio Lubertelli, anche questo ha del gasolio da vendere, piano piano acquista giri, piano piano la manetta in avanti per riempire gli 8300 centimetri cubici, fiamme dallo scarico, il tornado, andiamo Guido! Alza il muso, su il muso, così! Andiamo Guido, non volare! Al pelo, Guido, Orgoglio Lubertelli, Blue Leader Junior! Primo full pull della categoria Pro Stock, questa sera è firmato Guido Bertelli, e allora i New Holland fans si possono scatenare, sentite, fate sentire il vostro calore ai vostri alfieri. Formanti, ma poi all'innesto non sono così docili. Nel pooling vedete non si può cambiare marcia, quindi partono con quelle, arrivano con quelle. Blue Leader, Ricky Bertelli, anche lui alla cerimonia di gonfiaggio del motore, molto più veloce dello zio, vediamo cosa succede, su quel muso, ecco qua, bravo, così! Però caduta di potenza da parte del turbo, il turbo va in stallo, ovvero non riesce a girare più a sufficienza per fare pressione ed aria, e quindi il motore si ammutolisce e cade di giri. Pista questa sera, attenzione, Celeste Di Fabrico alla cerimonia di gonfiaggio del motore International Harvester, su di giri Elvio piano piano per dar modo che le pressioni siano giuste. Il tornado lo aspettiamo tutti, ecco il boost, andiamo sul muso, alza quel muso, sì, così. Ed è full pull, il Landini, ovvero Arco Team in finale, c'è Elvio The Terrible Moretti. Fate sentire il vostro entusiasmo al Celeste Di Fabrico. Fanato addirittura in fibra di carbonio per risparmiare peso, nulla viene lasciato a casa anche in queste macchine naturalmente. Passare davanti alle automobili e cinghia. Non fatelo, Su a caricare il motore Fiat, il cuore italiano dell'850 Very Super, vai Gianluca!
lascia decisamente un po' lunga, ma tira su quel muso, su, vai Gianluca, vai! Non morire adesso, no! Quando il piatto, vedete il carrello con le tavorre arriva in quella zona, bisogna avere acquistato velocità come fanno gli altri nei primi metri, cosa che Gianluca ha avuto qualche problema a fare prima, quindi arriva non più sospinto dalla sua velocità e purtroppo rimane lì fermo al palo fuori. Tiro della catena, allineamento già fatto. Bandiera verde di Gabriele, commissario di gara, a caricare la turbina del Blue Leader. Wild Bull anche stavolta, quando purtroppo cominciano a saltare così diventa pericoloso, però i trattori sono dotati di una serie di sistemi di sicurezza. Ci sono i piedi dietro antiribaltamento, il roll bar, le cinture a 5 punti e un dispositivo che nel caso, avete visto, in cui il trattore si sgancia dalla slitta, viene spenta la macchina appunto dalla slitta. Quindi Luca ti ha fatto una bella foto, secondo me la vediamo negli anali. Jumper sul Blue Leader stasera, un jumper, un salterino, ti ricordi il giochetto? Macchine agricole e mixer compounding. Pronto il primo finalista, pull off come si dice in gergo, il Blue Leader Junior. Vi lascio in compagnia del 6 cilindri New Holland. Non ha alzato le ruote al cielo, bello in tiro, veramente sotto sforzo il New Holland di Guido Orgoglio Blu Bertelli. E adesso unica, pronto tutto in slitta, sì, allora pronto anche Gabriele con la bandiera verde, può partire quando vuole. Elvio The Terrible Moretti. Non c'è male, anzi primo con una bella distanza. Se prima erano 77, questi sono 100 abbondanti. Ricordo che il full pull nella finale diventa 100. Dal suo consenso tutto è a posto, i 20 sensori del computer di bordo dicono che è tutto ok. Proviamo. No, non ce la fa a stare col turbo in Eccola qua, catene in tiro. E bandiera verde, Riccardo Bertelli, Blue Leader Baby. A dare piano la frizione, purtroppo. Purtroppo marcia piuttosto lunga, avete visto il motore impiccarsi e prontamente spento da Riccardo Bertelli. Blue Leader Baby riesce a uscire dalla shutdown area, ma effettivamente un po' deludente la sua performance, almeno per il pilota che lì in
incredulo, questa sera serata piuttosto sfortunata per Ricky Bertelli. Della catena, la slitta, luce verde, anche Gabriele, bandiera verde. Questo si chiama savoir-faire, sapete fare. È impressionante la cavalcata che ha fatto appoggiato alla linea bianca. Bandiera verde, può partire quando vuole. Blue Leader Baby. La frizione ha tenuto bene, il problema è la marcia che è un po' lunga, Peccato, niente di fatto per il Blue Leader Baby anche al secondo tentativo. Non riesce a liberarsi, non riesce a far girare. Ora se prima faceva rumore con 3 motori, figuriamoci con 4. Se ci sono ancora dei bambini, proteggete le vostre orecchie per favore. Questa è la configurazione ottimale del Ford Noemi. Le 9700 libbre americane con cui è nato. Adesso vai oltre. Dopo lo Starlight che ti ha fatto vedere i suoi 3 motori Allison, adesso vediamo i 4 motori Chrysler Evi dominati da Alessandro Rocco per provare un'altra scarica di adrenalina, noi del pubblico e lui lì sopra con 2300 cavalli per ogni motore, pronti a scattare. Fiume Veneto. Qui a Fiume Veneto con seconda gara di campionato italiano Tractor Pulling. Bandiera verde, gonfiamo il 48 480 che dir si voglia, partenza brutale per Vincenzo. Bella sparata quella di Vincenzo e il suo Monster. Non è molto contento. Scusate, l'ho detto in inglese, invece è romagnolo. Monster, che ci tengono, poi Lui è una mano. Christian Bacchilega. la bandiera scacchi, riferimento da superare. Bello, veloce, il brio. Forse con 4,99 m. Consolazione Andrea Ancarani e il suo Toro Blu. Il bacio della Miss è quello lì con la camicia bianca che fa il timido, ma non è vero. Grazie, il bacio della Miss, ma no, la bacio sulla mano, neanche nell'800 faceva un numero del genere. Insomma, che eleganza. Secondo classificato con 34 metri e 28, Blue Leader Baby, Ricky Bertelli. Cosa fai? Fai timido? Un bel bacio anche a te. Ma questa sera, colonna sonora d'ordinanza, grazie, grazie, perché sono sordo ormai.
un full pool questa sera. D'ora in poi sarà il piedino di Fata. Diego Marosi, Cobra Wolf e il suo Wild Wolf in full pool questa sera. Si porta a casa il trofeo. Della categoria Italian Pooling. Noi abbiamo avuto I fotografi hanno fotografato e noi stasera. Dov'è? Allora, con ben 91 metri e 06 arriva il Fiat 850 Very Super. Gianluca Paroli, bacio della Miss, giustamente. La medaglia d'argento questa sera invece va in quel di Parma, Guido Bertelli e il suo Blue Leader Junior. Bravo Guido, bellissima anche la tua performance. Gradino più alto del podio però questa sera, categoria Pro Stock, con un finale di 102 metri 56 da quel di Reggio Emilia, Argo Team, Elvio Moretti. Anche per te Elvio un bacio della nostra Miss e la coppa. Foto diritto sul gradino più alto. Tiratelo su, Valati. Buona scaletta. Foto diritto anche per loro. Grazie ragazzi e passiamo alla categoria libero 35. Allora, con 87 metri e 66, seppur piangente olio, ma ridente perché arriva terzo Alfredo Saviola, il suo Dark Star. Passo della missa anche per te. Invece con 99 metri e 83 centimetri Nitro Romano Mozzoni, il suo Starlight. E gli posiamo la coppa sul podio, lo verranno a ritirare dopo, staranno caricando di sicuro. Ma questa sera vince la categoria libero 35 con un full pool dritto dritto, bello bello, Alessandro Rocco da Padova e il suo Forno Hemi. Dov'è la Miss? Ci chiedo una Miss. Miss, va, concedigli una foto ancora. Dai che hanno piacere di fare una foto così andiamo a casa tutti che... È lui poi. Va bene, ok, foto di rito e poi lasciamo il podio agli amici della categoria track. Grazie ragazzi. Metri e 10 gli amici di Thor Azzurro Tractor Team, Luigino Muraro. Sì, il bacio è importante, giusto. Un bacio anche da Alessandro che forse, vabbè dai, sono gusti. No, ma per carità di Dio. Lo stesso, non lo dicevi Marco, non so. Secondo classificato stasera, gran bella competizione nella categoria track 85 e 82, Vincenzo Vin Diesel Chiellini e il suo Emostar. E questa sera però vince il podio della categoria track per i camion questa sera con un tiro finale di 92 e 35 che distacca di 7 lunghezze l'amico Vincenzo Cristian Bacchilega e il suo Brio. Non c'è, non sarà andato a caricare anche lui sicuramente, una volta che lo aspettiamo. Ma sì, Cristian corri, sì, corri, va là che una volta che arrivi in alto adesso corri, no,
Adesso ti tocca. Fai tu ignifuga, dai, lascia il cane. Vieni a prendere la coppa, va che ti tocca. Voilà. Abbiamo anche Romano in versione Rocky Balboa con una bellissima asciugamano, un accappatoio. Dai Cristian. Vai, te la lingua lunga, neanche a me, questa è corta, dai. Signori, 92 metri e 35, Cristian Bacchilega e il suo brio. Sì, sosso veramente. Grazie a tutti allora per esserci stati, grazie per averci ascoltato e sopportato. Noi ci vediamo a Piene alla